Bene, adesso abbiamo una piccola sorpresa, perché secondo voi potevamo mai fare il tradizionale concerto senza la marcia 70? Ovviamente no. Buon ascolto.
Adesso un breve momento di pausa e riprenderemo fra 10 minuti. Chi per studio, chi per lavoro emigra e ogni anno naturalmente anche la banda viene colpita da questo fenomeno e quindi ogni anno bisogna provare ad andare. C'è il ritorno, infatti già c'è qualcuno in mezzo che è ritornato apposta, vero Rogato? Eccolo. E qualche altro che è anche sparso. E niente, grazie ancora della vostra presenza. I ringraziamenti seguiranno poi anche con Desiree. Buon ascolto con la seconda parte. Mi permetto, come tradizione, noi per il concerto della fiera presentiamo anche i nuovi allievi che sono entrati nella banda. Oggi è il primo concerto per Pietro Mirabile, sax e contralto. Un altro ragazzo aveva fatto il suo primo concerto di Capodanno, che è Marco Milazzo. E per ora ci fermiamo qui. Giuseppe Firetto, anche per lui è il suo primo concerto di estate, ecco. Anche per lui era stato il primo concerto, quello di Capodanno. Quindi continuiamo adesso con la seconda parte. Non mi anticipo nulla, ci pensa la nostra brava presentatrice, che ringrazio personalmente. Buon ascolto. Riprendiamo con le note musicali. Come preannunciato, la seconda parte sarà dedicata alle composizioni contemporanee per complessi di fiati. Il primo brano proposto, Olympic Fanfare, composto da John Williams, famoso compositore di musiche da film. Basta solo citare Guerre Stellari, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Lo Squalo, Superman, Harry Potter, Mamma ho perso l'aereo, riprende pienamente i caratteri della sua musica. Temi di grande immediatezza e suggestione proposti da complessi brillanti, magnifici ed imponenti. Il tema è stato l'inno olimpico delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Continueremo con Ross Roy e questo è il titolo della composizione di Jacob de Haan, autore olandese fra i più apprezzati per complessi bandistici e orchestre di fiati. Buon ascolto.
come preannunciato, adesso il brano Alva Marra del compositore americano James Buck.
Concludiamo il programma ufficiale con una conga, una composizione ritmica tipico ballo popolare cubano, caratterizzato da un ritmo sincopato e scandito dalle percussioni. Ci congediamo con una marcia brillante dal titolo Ciao.
con questa marcia il complesso bandistico vuole porgere il suo saluto e ringraziare tutti quanti questa sera hanno partecipato al concerto in presenza sui social e vi dà appuntamento al concerto di fine anno. Buona estate a tutti, buon ascolto. Sento male o qualcuno sta richiedendo il bis? Vai. Bis, maestro.
Bene, nell'augurarvi una buona serata e ringraziandovi ancora per la presenza e il sostegno che ci fate sentire sempre tramite social di presenza quando ci sono le feste, vi ringraziamo ancora tutti. Mi permetto, penso sia stato fatto anche ai ragazzi del servizio civile, Rosalba Miliotto, l'amministrazione comunale, Nino Zito, che grazie al suo lavoro questa sera ha raggiunto molte persone a casa, e a tanti di noi che stasera eravamo da questa parte, domani potremo riascoltarlo, anche i nostri errori. Niente, vi lasciamo con un brano che è l'inno d'Italia e vi aspettiamo prossimamente. Ecco, buona serata.